Le immagini della tragedia resteranno impresse a lungo nella memoria di tutti. Tocca anche la Marca la scomparsa a 25 anni di Pier Mario Morosini, stroncato allo stadio di Pescara durante la partita col suo Livorno. Le lacrime di Giovanni Gardini, direttore generale dei Toscani e già DG del Treviso. Il cordoglio di Alessandro Del Piero, il trevigiano numero 10 della Juventus. Ma affinché questo dramma non si riduca a un reality sulla morte di un campione, la provincia più sportiva d'Italia prova a interrogarsi, chiedendosi se i propri campi e i propri palazzetti siano attrezzati per scongiurare disgrazie simili. E la risposta purtroppo è no, non tutti almeno. Certo, i defibrillatori non sempre bastano, ma spesso servirebbero. L'intenzione è quella di metterli su tutti i campi, però obiettivamente le risorse e i costi per fare ciò sono improponibili in questo momento. Secondo l'ultima fotografia scattata dal CONI, nel Trevigiano si contano 69.000 tesserati delle più diverse federazioni, di cui oltre 30.000 under 18 per un totale di 930 società. Quelli che hanno il defibrillatore però ce l'hanno solo in uno degli impianti, magari il principale. L'appello è quindi ai club ma anche alle istituzioni. Fondamentale infatti l'effettuazione delle visite mediche, importante è pure la sensibilizzazione degli 11.000 dirigenti e tecnici, ma ora il modello a cui guardare è quello dell'FC Nervesa, che si è dotato di 3 defibrillatori e ha formato al riguardo 20 suoi collaboratori. La FIGC questo l'ha apprezzato e difatti sta estendendo questo progetto, lo sta portando ad esempio per altre società diremmo della federazione, ma a questo punto io direi di tutte le federazioni, un esempio da seguire.